Che siete già stati in Friuli Venezia Giulia o che dobbiate ancora venirci a trovare, seguite i consigli dei nostri VIP Ambassador. Oggi sono con una grande campionessa di biathlon, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pyeongchang nella staffetta mista, 2 argenti e 2 bronzi ai campionati del mondo. Sto parlando di Lisa Vittozzi. Ciao Lisa. Ciao. Che ci ha portati a Sappada, il luogo in cui è nata e dove si trova anche il suo luogo del cuore. Sappada è sempre stato nel mio cuore, ci torno sempre volentieri. Il mio posto del cuore sono i laghi d'Olbe, dove mi rifugio sempre quando torno dai raduni per stare un po' in pace e respirare un po' d'aria fresca, e mi fa sempre stare bene. Il mio cuore è qui. Lisa, tu sei una ragazza sportiva proprio a tutto tondo. Il tuo sport è uno sport particolare che coniuga 2 specialità molto diverse. Tu ti senti più fondista o più tiratrice? Questa è una domanda che mi fanno spesso e non so mai cosa rispondere, perché questo sport è bello proprio perché ci sono queste 2 varianti che da una parte ti richiede molto a livello psicologico e dall'altra parte molto fisico. A me piace farle entrambi, non saprei qual è la mia specialità. È iniziato il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali che saranno nel 2022 a Pechino, proprio come quelle estive nel 2008. Non ti fa strano pensare a un'Olimpiade invernale a Pechino? Non pensavo che ci potesse essere una pista per il biathlon e ho sentito che sarà in alta quota e senza vegetazione, quindi sarà molto faticoso sicuramente, ma noi siamo abituati alla montagna, quindi avremo forse un vantaggio in più. Lisa, io farei un brindisi a Pechino 2022, approfittando di questo buon calice. Cin. Signore, vi faccio dare un'occhiata al nostro menù. Grazie. E il consiglio è di provare la Sauernschotte. Sauer cosa? Sauernschotte è il nostro formaggio tipico sappadino.